In Friuli Venezia Giulia, second homeowners can now apply online for a reduction in the regional property tax known as ILEA starting May 26. Ai cittadini del Friuli Venezia Giulia e non solo, perché gli immobili, le prime e seconde case possono essere anche di proprietà di cittadini di altre regioni. Questo è il risultato di un'operazione che abbiamo portato avanti ormai da 2 anni, che ci ha portato a regionalizzare un tributo importante come l'IMU, trasformandolo in ILIA. Ma il cambiamento ovviamente non è stato solo nel nome, ma anche nella sostanza, e nel 2025 è l'anno di prima applicazione di questa norma, appunto, che porta a una riduzione dell'aliquota massima per quella che viene identificata come prima e seconda casa. Oggi abbiamo lanciato il portale che consentirà le comunicazioni da parte dei cittadini che permetteranno di avere questo sgravio importante, un portale semplice, intuitivo, ma per il quale non solo abbiamo lavorato per la semplicità, ma abbiamo lavorato anche per poter garantire dei punti d'accesso ai cittadini che magari sono sprovvisti degli strumenti informatici o non hanno lo SPID ancora a disposizione, e su questo abbiamo messo a disposizione gli URP della regione, i vari sportelli URP nelle varie sedi di Trieste, Udine, Gorizia e Tolmezzo e Pordenone, ma anche ulteriori 106 sportelli di facilitatori digitali finanziati con un progetto PNRR, che avranno la possibilità di fare lo SPID, di aiutare a fare lo SPID per chi non ce l'ha, e anche di aiutarli nell'inserimento della dichiarazione.